Ho cambiato leggermente l'asse del mio contributo, ma rimaniamo in Slovenia e rimaniamo con Gesù Cristo. In conclusione del suo celebre articolo Chalcedon, Ende oder Anfang, che per molti versi segna una svolta nella cristologia cattolica del XX secolo, Karl Rahner insisteva sull'opportunità di analizzare sistematicamente le interpretazioni riduttive del mistero di Cristo che spesso si propagano in maniera irriflessa. Scriveva così: bisognerebbe domandarsi con maggiore esattezza e semplicità come si rappresentano Cristo, il cristiano e il non cristiano medio, sia per credere in questa rappresentazione, sia per rigettarla come non degna di fede. Ci si dovrebbe domandare ancora quali formulazioni dogmatiche mal comprese hanno dato e continuano a dare adito in cristologia a tali eresie nascoste e preconcettuali. Consapevole del divario esistente tra la cristologia ufficiale, insegnata nelle università, da una parte, e le cristologie operative nel popolo di Dio, dall'altra, Rahner indicava alla teologia dogmatica un orientamento nuovo che voleva allo stesso tempo scientifico e pastorale. Egli cioè spronava la dogmatica a confrontarsi criticamente con le credenze cristologiche diffuse tra i cristiani. La sua intuizione, nonostante il passare del tempo, ha mantenuto tutta la sua attualità. Nel cuore del cristianesimo c'è infatti un incontro con una persona, non una decisione etica o una grande idea. La fede cristiana dipende in toto dall'autenticità di questo incontro. Proprio per questa ragione, una teologia orientata al servizio della fede ecclesiale è chiamata ad esaminare criticamente le molteplici forme della fede vissuta ed insegnata e poi esaminare anch'essa le proprie critiche. Nelle comunità ecclesiali, infatti, possono sussistere forme della fede che in realtà sono delle semplificazioni o delle deformazioni della tradizione cristiana. Esse possono essere largamente diffuse e insegnate, cioè propagate anche dagli stessi operatori pastorali, ma finché non vengono messe a fuoco possono provocare molti danni. Infatti, come insegnavano gli antichi a proposito delle eresie, queste risultano tanto più perniciose quanto più passano inosservate. Quindi nel presente contributo vorrei passare al vaglio 3 riduzionismi che nell'ambito della cristologia contrassegnano il cattolicesimo sloveno, a mio avviso. Si tratta rispettivamente della comprensione riduttiva della presenza eucaristica di Cristo, della comprensione unilaterale del suo mistero pasquale e della relativizzazione del suo ruolo mediatore. Nell'abbozzare schematicamente questi riduzionismi non intendo sostenere che essi caratterizzino il cattolicesimo sloveno nel suo insieme. Si tratta però di forme della fede che, a mio avviso, in diverse maniere condizionano negativamente il nostro cattolicesimo sin dal Cinquecento in poi, o forse anche prima. In quanto tali, esse senz'altro meritano nostra attenzione perché, come cercherò di far vedere, ostacolano la conformazione a Cristo. Iniziamo con il primo riduttivismo, quello più facilmente individuabile. Se facessimo un sondaggio fra i cattolici sloveni chiedendo dove si possa oggi incontrare Gesù Cristo, con ogni probabilità la gran parte risponderebbe nella chiesa oppure nel tabernacolo. Facendo ulteriori domande si scoprirebbe che questa presenza viene generalmente intesa nel solco della tradizione eucaristica medievale, cioè come una presenza sì vera, reale e sostanziale, ma allo stesso tempo fortemente ridotta alla spazialità empirica e completamente slegata dal dinamismo dell'azione liturgica. Un sintomo tipico di tale concezione si riscontra negli inviti apparentemente devoti, ma in realtà fortemente riduttivi e persino moraleggianti, che in diversi modi ancora si sentono nelle nostre chiese. Gesù nel tabernacolo si sente solo e abbandonato, nessuno viene a visitarlo, egli ci attende, facciamogli la visita. Le ragioni di una tale concezione riduttiva della presenza reale hanno radici lontane e ampiamente studiate. L'eccessiva concentrazione sulla presenza sostanziale sotto le specie del pane e del vino fece sì che
a partire dal IX secolo in Occidente vennero relegate all'oblio le altre forme della presenza di Cristo, nella scrittura, nella preghiera, nell'assemblea liturgica, nella persona del ministro. Nel corso del XX secolo, tuttavia, la teologia cattolica, rileggendo l'insieme della tradizione, recuperò una più complessa, più ricca, più piena e anche più autentica concezione della presenza del Signore nella liturgia. Ciò nonostante, almeno questa è la mia convinzione, su questo punto il cattolicesimo sloveno sinora si è voluto poco. Sia nella catechesi che nella predicazione solo sporadicamente si sente parlare in maniera sufficientemente articolata delle diverse forme della presenza del Signore. Eppure si tratta di uno snodo centrale. Ridurre la sua presenza alla sola trasustanziazione significa cosificarlo e confinarlo nel tabernacolo, significa renderlo controllabile e dominabile. Egli non è più il Signore risorto, vincitore del peccato e della morte, che si rende presente in mezzo all'assemblea celebrante, bensì è l'ostia consacrata da visitare nella Chiesa. Queste riflessioni vi permettono di passare al secondo riduzionismo precedentemente evocato, quello riguardante il mistero pasquale di Cristo. Come sappiamo, questo sintagma, messo in auge dal movimento liturgico, con questo sintagma la teologia del Novecento voleva riaffermare l'unità originaria della morte, sepoltura e risurrezione di Cristo. Nei secoli precedenti questo unico mistero veniva trattato in due parti sostanzialmente sconnesse. A partire da Anselmo d'Aosta, la teologia latina si concentrò sempre di più sulla passione ridentrice di Cristo, considerando la sua risurrezione come un semplice epilogo della passione. Soltanto a metà del Novecento troviamo una riflessione propriamente cristologica della risurrezione. Nonostante il rinnovo della teologia, nonostante la riforma liturgica che ha messo al centro dell'anno liturgico il Triduo Pasquale, il cattolicesimo sloveno soffre ancora dello sbilanciamento sulla passione di Cristo. Ciò conferma, perlomeno indirettamente, un sorvolo della letteratura slovena nella quale tra i motivi biblici quelli relativi alla passione sono di gran lunga più frequenti rispetto a tutti gli altri. Anche le ricerche sociologiche, poi, dicono che la fede nella risurrezione è relativamente debole. Secondo la ricerca Aufbruch condotta nel 2007, il quasi 40% della popolazione adulta professa la fede nel Figlio di Dio, ma soltanto 30% nella risurrezione. Questo sbilanciamento sulla passione non è senza conseguenze pratiche che possiamo solo evocare. Innanzitutto, la preponderante identificazione con il crocifisso e non con il crocifisso risorto porta a concepire questa terra come una valle di lacrime e la nostra vita come un tempo di necessaria sofferenza. In questo senso trovo molto eloquente un'espressione slovena che si ripete spesso, je treba potrpet, un'espressione che potremmo tradurre bisogna pazientare. Il verbo sloveno, potrpeti, unisce due accezioni che una volta conobbe anche la parola italiana pazienza, cioè l'accezione della pazienza latina e l'accezione della passio latina. In questa vita quindi bisogna potrpet, bisogna pazientare, bisogna accettare e sopportare il dolore, il male, i disagi, insomma tutte le contrarietà della vita, poiché se soffro in questa vita non dovrò soffrire in quella nell'aldilà. Ebbene, dietro una tale convinzione si nasconde, verosimilmente, anche un'erronea comprensione della sofferenza di Cristo, come se questa fosse in se stessa richiesta e gradita al Padre, mentre in realtà si tratta del male che sempre rimane tale, ma che fu liberamente assunto e trasformato dal Figlio. Inoltre, lo sbilanciamento unilaterale sulla sofferenza oscura il fatto che la vita cristiana è la partecipazione non solo alle sofferenze di Cristo, ma anche alla sua risurrezione. A livello pratico ciò può portare a sentirsi minacciati e oppressi dal male e quindi bisognosi della protezione. Pensiamo quanto nel cattolicesimo sloveno oggi si sta diffondendo un uso superstizioso dell'acqua benedetta. Pensiamo al malsano interesse per gli esorcismi, alle preghiere di guarigione dell'albero genealogico, all'attrazione per tutto ciò che è miracoloso.
Tali fenomeni come si accordano con la fede nella vittoria definitiva di Cristo sul male e sulla morte? Come si accordano con la fede in colui che siede alla destra di Dio e intercede per noi? Un ultimo riduzionismo che a mio parere contrassegna il cattolicesimo sloveno è la relativizzazione del ruolo mediatore di Cristo. Di che cosa si tratta? La domanda è questa: quanto nel cattolicesimo sloveno Cristo viene percepito come assoluto portatore di salvezza, come via al Padre, come l'unico mediatore tra Dio e gli uomini? Va da sé che a livello formale il riferimento alla mediazione cristologica non può venire meno e non viene mai meno, ma a livello pratico, tuttavia, può essere sminuito e persino sostituito dagli altri mediatori, un carismatico, un esorcista, un guaritore, un santo. Secondo la già citata ricerca Aufbruch del 2007, la credenza nell'intercessione dei santi e nella guarigione con l'imposizione delle mani è leggermente più diffusa della credenza nella risurrezione, che pure sta nel centro del cristianesimo. Altrettanto interessanti sono le risposte alla domanda concernente il contatto con l'aldilà. Quasi una decina dei partecipanti all'epoca rispose di aver almeno una volta avuto la sensazione di un contatto vivo con Gesù o con Maria. Una buona decina, cioè leggermente di più, invece menzionava un contatto vivo con i santi. Sono dati interessanti questi. Mentre, come ricordato sopra, quasi il 40% della popolazione adulta professa la fede in Cristo, figlio di Dio e figlio dell'uomo, soltanto una decina lo sente vivo e avvicinabile. Egli tuttavia non sembra essere più vivo e più avvicinabile degli altri mediatori come i santi o la madre di Gesù. In realtà, nella pietà slovena, Maria per certi versi assume il ruolo della mediatrice, che di per sé compete a Cristo. È lei che conosce l'uomo e l'accompagna nella sua sofferenza, è lei che intercede per lui presso il Figlio, ma ancor più spesso direttamente presso Dio. È lei che bisogna ringraziare per le grazie ottenute. Tutto questo viene molto esplicitamente enunciato nei tradizionali canti mariani, di cui non ho bisogno di evocare esempi. Non è esagerato sostenere che il riferimento cristologico nei canti mariani sloveni è assai raro, talora completamente assente. Ciò non sorprende se si considera il fatto nell'insieme dello sviluppo della pietà mariana nell'Occidente, dove Maria nel secondo millennio progressivamente acquistò quasi lo stesso rango di Cristo. Preoccupa invece che nonostante il ripensamento biblico, dogmatico e liturgico del culto mariano, ripensamento di cui vediamo frutti anche in Slovenia, tali canti tuttora vengono seriamente e acriticamente ripetuti. Non si tratta di un fatto neutrale, già che i canti, per il fatto stesso di essere ripetuti e memorizzati, spesso danno forma al sensus fidei più della predicazione. In sintesi, potremmo dire che nell'ambito del culto mariano il cattolicesimo sloveno necessita ulteriore ripensamento del linguaggio e riconfigurazione delle prassi. Una conversione in quest'ambito si impone tanto più se il lavoro di evangelizzazione in Slovenia mira all'incontro personale con Cristo, Redentore dell'uomo, come recita l'ultimo piano pastorale del 2012. Per concludere, i tre riduzionismi appena evocati condizionano il cattolicesimo sloveno almeno dal basso medioevo in poi. Per superarli dal punto di vista pastorale non conviene contrapporvisi direttamente, quanto piuttosto riscoprire sempre di più la persona di Gesù Cristo. In questo senso vorrei concludere con due sottolineature. Il cristianesimo viene originariamente concepito come una sequela Christi. Luca negli Atti lo presenta come una via, oppure come una via del Signore. Anche se la Chiesa sin dagli inizi conosce una molteplicità complementare delle presenze del Verbo, resta vero che la Scrittura, e soprattutto i Vangeli, rappresentano il luogo privilegiato di incontro con la persona di Gesù Cristo. Ignorantia scripturarum, ignorantia Christi est, diceva Girolamo. Il cristiano che non si conforma con la storia di Gesù Cristo, il cristianesimo che non si conforma con la storia di Gesù Cristo non è una sequela Christi, è qualcosa d'altro, ma non è il cristianesimo.
Una seconda sottolineatura. Ai Corinzi Paolo scriveva: anche se abbiamo conosciuto Cristo secondo la carne, ora non lo conosciamo più così. I fedeli vanno aiutati non solo a conoscere Cristo nella carne, ma anche il Cristo risorto, il cui modo di essere è radicalmente diverso dal nostro. Essi vanno aiutati, cioè, a compiere un salto qualitativo nella loro immaginazione, a intuire qualcosa dell'esistenza al di là del tempo e dello spazio, a riconoscere la presenza cosmica di Cristo. A questo riguardo, nell'arte slovena possiamo trovare alcuni esempi interessanti. Pensiamo alle vetrate di Stane Kregar a Cossese, alla raccolta di poesie La voce rosso torbida di Vladimir Truchlar, ai saggi Destinazione Nuova Terra di Alois Rebula. Queste opere ci aiutano a conoscere il risorto che, per riprendere una massima gesuitica, non è costretto da ciò che è più grande, ma è tuttavia contenuto in ciò che è più piccolo. Grazie per la vostra attenzione.